appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri per l'incontro tra Doncarlo, Misilmeri e Mazara, terzultimo turno del campionato di eccellenza girone A. Di Ciancimino, colpo di testa in anticipo di Costantino, poi la conclusione alta sopra la traversa da parte di Pongo. Federico, Ricciulli, pallone di ritorno, Federico a tu per tu con Venè, viene chiuso dall'intervento di Ciancimino, calcio d'angolo, seppur nel Mazara 46 fino a dicembre. Sheriff gioca corto su Lavardera che calcia col destro, Venè in calcio d'angolo, 1 contro 1 con Espasa, serie di finte, scarico indietro a Gomez, Diaby, il tiro bloccato da Zummo. Viene da questa parte ma Miliziano ha capito tutto e anticipato Risoleo. Miliziano spinge a destra, il suo cross, secondo palo, Ricciulli, colpo di testa sul fondo, lavorano bene in questo caso gli esterni della Doncarlo. L'angolo il quarto, la palla sul primo palo, colpo di testa e Alberto Costantino sblocca il risultato, 1-0 Doncarlo. Diaby evita un avversario per l'apertura a sinistra per Risoleo che ha tanto spazio, cross di Risoleo, secondo palo, il colpo di testa di Boyang, palla fuori. Tanto la corsa di Ricciulli, palla in verticale su Sheriff, area di rigore Sheriff, calcia direttamente in porta, la mette fuori. Lo scambio Miliziano-Matera, prova a correre il 19 che mette in mezzo la palla, secondo palo Federico, controllo Federico, sinistro sul palo, poi Venè, la palla rimane lì, Sheriff col fischio prima. Recupero Sheriff, area di rigore Sheriff, la respinta di Venè, ad un passo al 2-0 la Doncarlo. La battuta di Nobre Gomez, la palla verso l'area, Zummo smanaccia, poi la rovesciata, Benivegna, tiro respinto, palla che rimane lì, alla fine ancora angolo. Poi Zinghibala, conclusione, ribattuta dalla Vardera, Nobre Gomez al tiro, Zummo respinge, non era facile. Tacco a servire Ricciulli, posizione regolare, Ricciulli sterzata, mette in mezzo lo Gerfo, 2-0 Doncarlo, la rete di Lo Gerfo, appena entrato, premia la scelta del suo allenatore e raddoppia. La Vardera con il lancio a cercare Maltese, corre Maltese verso l'area di rigore, un po' defilato adesso Maltese, lo scarico indietro, Federico può guardare la porta, Federico e il gol del 3-0 lo firma uno degli ex di turno, il gol di Federico che ringrazia Maltese ed esulta. Lancio di Costantino, cerca Lo Gerfo, posizione regolare, Lo Gerfo, area di rigore, il tocco per Maltese, Maltese fermato, poi torna Lo Gerfo, azione tutta buona, Venè la salva in qualche modo. Ricciulli prova ad accelerare, salta un avversario, ancora Ricciulli, corre, ingresso in area di Ricciulli che mette in mezzo il pallone per Lo Gerfo, è il pallone della doppietta, è il pallone del poker della Doncarlo, ancora in gol Vincenzo Lo Gerfo. Finisce qui, vince la Doncarlo Misilmeri 4-0 sul Mazara e Doncarlo che a 180 minuti alla fine ipoteca la salvezza.